L'Aci Bonacorsi incappa nella seconda sconfitta consecutiva e non riesce a sfatare il tabù di vittorie interne dopo la parentesi iniziale. Di Coppa vince su rigore l'Atletico Megara, che avanza in classifica, mentre gli atenei padroni di casa, in cui si registra l'esordio tra i pali dell'esperto Alessio Tabascio, dopo aver visto sfumare a Gela in pieno recupero un punto che sarebbe stato d'oro, rimangono fermi a quota 5 in classifica e iniziano a guardare possibili spinte di avversarie dalle retrovie. È chiaro, nulla di preoccupante, ma serve un cambio di rotta immediato per fare certamente di più rispetto a quanto visto questo pomeriggio al Comunale. Match subito in salita per la squadra di D'Antone. Al sesto Kingsley entra così su Daniele Scapellato. Il difensore di casa, nel tentativo di cercare il pallone, finisce col prendere l'avversario. L'arbitro Lisinicchia di Agrigento indica gli 11 metri e Rossitto manda avanti i neroverdi di Augusta. Poi molti dubbi su un offside segnalato dall'assistente 1 Gringeri di Messina, che ferma Marino ispirato dalla spina. A seguire Tabascio va per le vie brevi, il lancio è lunghissimo, supera la metà campo, palla di Venuto che carica il destro, ma il risultato è sin troppo prevedibile. In una seconda circostanza quasi analoga, l'11 locale diventa assist man e con caparbietà affetta i megheresi, saltandoli in gran numero sino a portare sul destro di Marino una gran palla gol. Tiro di prima intenzione, Agliano compie 2 miracoli, il tutto a metà tempo, perché ferma 2 volte il centravanti anche sul proseguo dell'azione a firma di Costantino. Rammarico Aci Bonaccorsi, dall'altro lato Break Megara in un primo tempo di chiara marca locale, cross di Scapellato e Scorciapino sulla linea salva anticipando l'autore del gol. Ricomincia l'Aci, la spina, punizione a giro, Agliano respinge in volo Romano e Scorciapino senza cattiveria. La ripresa prosegue sulla scia del parziale precedente divenuto, ottima palla per la spina che apre il corridoio su Romano, bruciato sullo scatto Pollara, pallone impattato ancora Agliano, stavolta in uscita evita il KO e salva il Megara dal possibile pari. Poi qualche protesta, altro offside sul banco degli imputati, c'è la chiamata stavolta dell'assistente 2 Occhi Pinti di Enna, che blocca questa giocata di slancio. Marino divenuto forse tenuto in gioco da Carpinteri, il tutto quando cade il quarto d'ora. Si vede anche il Megara che rischia di archiviare la pratica al 20°, Rossitto al tiro in diagonale, prima parata di Tabascio con la nuova paglia. Solo calcio d'angolo per gli ospiti, buona occasione anche per Scapellato che colpisce da calcio d'angolo, pallone alto. I cambi adesso dentro Cannavò per Marino, più avanti dentro Conti al posto di Romano. Siamo a metà ripresa. Alla mezz'ora invece Cucuzza per Costantino. Da un calcio d'angolo di La Spina fa un tentativo anche Capitan Mirabella, mentre una muraglia nero-verde non lascia respirare e dare soluzioni lì davanti. In mezzo c'è anche un tacco di Cucuzza a cercare qualche soluzione utile in zona gol, ma niente di fatto. Ospiti alla risposta e vicini al centro dello 0-2 con alcuni dei subentrati, tra cui Fabrizio Scapellato. Il risultato si mantiene in bilico. L'Aci Bonaccorsi così ci spera, ed ecco la terza palla gol per pareggiarla. Cross di Divenuto, Conti prolunga a centro area per Kingsley che col sinistro telefona ad Agliano. Tante grazie per il passaggio al numero 1 megarese e addio 1-1 per l'Aci Bonaccorsi. In quel che resta da giocare spazio Randis, altra punta al posto di Mirabella, difensore. È la mossa da tutto per tutto, ma non succederà però nulla di positivo. Da qui alla fine l'Aci Bonaccorsi va ancora KO per la terza volta quest'anno e sempre di misura. Domenica trasferta a Canicattini per la 7ª giornata del campionato di promozione Girone D.